Comitati riuniti, noi inceneritori Quarto d'Altino, siamo qui con altri comitati per far sottoscrivere ai candidati al Consiglio regionale del Veneto, al candidato presidente Bortolussi, un impegno formale per dire no all'incenerimento dei rifiuti in Veneto. Ecco, questi uniti della provincia di Venezia e Treviso stiamo chiedendo a tutti i candidati presidenti della regione Veneto di impegnarsi formalmente a sostenere una politica di prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, contrario all'incenerimento. È un impegno formale, Lo so. impegno formale. Siamo qui in Piazza Ferretto, siamo riusciti a far firmare al candidato al Consiglio, alla presidenza del Consiglio regionale del Veneto, Giuseppe Bortolussi, l'impegno all'attuazione pratica ai principi di prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, quindi no agli inceneritori. È un impegno formale sottoscritto da lui e da tutti i consiglieri, ai candidati consiglieri dell'opposizione. Così la mandiamo a tutti i nostri contatti anche. Allora tu vieni Andrea Causin, candidato consigliere regionale per il PD, si impegna a sostenere la nostra battaglia contro gli inceneritori. Ciao. Grazie Andrea. Abbiamo anche presentato un emendamento. Non ci fermiamo a questo impegno, vogliamo mobilitare la popolazione perché ci sono due scadenze ravvicinate molto importanti. Il primo appuntamento importante sarà quello di martedì prossimo, martedì 16 marzo alle 15 presso il Consiglio Provinciale di Venezia, la sede Ca' Corner, sede anche della Prefettura. Tutti i rappresentanti dei comitati ma anche tutti i cittadini sono invitati a venire ad ascoltare perché si deciderà sul futuro di un impianto della società Alles, sempre un'industria di incenerimento, e quindi la presenza dei comitati e di tutti i cittadini che non vogliono assolutamente che questa politica continui sarà secondo noi determinante affinché ci sia un'inversione di tendenza e finalmente la politica prenda una posizione certa, concreta e seria. Razzi, capogruppo del PD in provincia di Venezia, che battaglia stiamo facendo contro l'SG31 e quando? L'SG31 è un impianto pericoloso che, se una volta approvato, porta 100.000 tonnellate di veleni a Marghera, bloccando quel processo di riconversione assolutamente necessario. Sarebbe davvero un paradosso e vergognoso avere dopo la chimica i fanghi pericolosi a Marghera. Ancora una volta tutti noi cittadini, i nostri figli, saremo avvelenati, questo non è accettabile. Martedì finalmente, dopo un mese di braccio di ferro con l'attuale maggioranza di centrodestra in provincia, arriveremo al voto. La nostra battaglia è stata durissima fin dal principio e siamo speranzosi di poter portare a casa un risultato secco o no su questo inceneritore. E anche sul progetto Alles, come siamo su questo? Il progetto Alles è esattamente lo stesso punto, lì sono 300.000 tonnellate di rifiuti ed è assolutamente da rifiutarsi per 10.000 motivi che sono assolutamente chiari per chiunque volesse approfondire. Anche lì il voto è martedì e anche lì la battaglia sarà dura, ma noi siamo assolutamente fiduciosi su questo. Grazie Andrea Ferrazzi. L'appuntamento sarà giovedì 18 marzo alle ore 15 davanti al municipio di Mestre. Sarà una seduta del Consiglio Comunale, una seduta straordinaria proprio perché si esprime sull'inceneritore di Alles. 300.000 tonnellate che più le 100 già approvate dell'SG31 significa 400.000 tonnellate. Inaccettabile, da questa città è inaccettabile. Invitiamo le mamme, i bambini, tutta la popolazione a partecipare